saluto a tutti quanti e ben acciappati. Siamo Durradi, chi ci conta me, siamo a San Luri, in un luogo impantoso, Rugatledo Eleonora d'Arbolea. Siamo in pari a un amico, Arnaldo Pontis, ben acciappato e ti dorremo grazie, Basseino, che impara a noi. Grazie a vosaltros de mai invitato e poi de mai invitato in noi in domu A del casa Doreso. Rugatledo lo doio, si può dire. No, non è su me. Arnaldo Pontis, informatico, musicista e poeta. Informatico di questi tempi, un po' garedo Informatico anziano. anziano, vecchiareddo, vabbè, si il caso Bionieri, si può dire, impari un altro poco di gente. Uno dei primus in Sardegna, questo è su Medas però. Erano gli anni 1980. 80. Come In carrera degli anni 80. come ti è venuta questa idea che può dare a sé il tempo che entra, il futuro? Devo incarrerato una specie carriera de militare, perché mi sono arruolato in aeronautica militare di ufficiali, ho fatto scuola di guerra aerea, seriata in Santos, e ho proseguito a lavorare in aeronautica in un luogo che via da unico in Italia a poi tenere accesso a ARPANET, si zerriata ICI, sarrezza internet Delle forze armate. de Santos. Ho compreso. E tanto quando sei stato in Oggi hai pensato che c'era il futuro, che c'era il tempo che entra. Hai pensato quando sei uscito dall'aeronautica o quando eri studente? Mi sono congedato all'inizio degli anni 80, in 86, 85, 86, e in Santos ho incarrerato a lavorare poi in aziende informatiche dei Santos, IBM, Honeywell, Bull, Primas. Ho lavorato a grandi aziende nel settore bancario, Sizzerriata, ancora a Numera. Sono stato a Sassari 2 o 3 anni, in questo anno ho fatto nascere Numera. Ma tu sei di San Luri è nato pure Renato Soro, un altro pioniere di È un amico, grande amico, grande pioniere, isso è un vero pioniere. Poi è stato incarrerato a Foras della Sardegna e in questo anno Tiscali nasce in su 95. Prima di Iscali ci viene da video online, Nick Graus e tutto il suo gruppo di video online, esprimono a lavorare in su web, World Wide Web, iniziando e nasce in questo anno, nel 93, la prima sarrezza grafica è venuta a me da dopo. La prima arrezza è fatta dati e testo, terminalisi, mainframes, si serianta i computers prumannos, quando io incarrerato potenni conto di un disco di 10 megabyte di dati, ci ho da un giro, ma noi in due SIM di uno smartphone ci sono 128.000 bortas questi dati. Ma tu l'avevi pensato che era la carriera che poteva diventare manna di web? Cioè... Io mi sono arruolato proprio sull'unico luogo, si poteva in questo anno tenere modo di usare grandi macchinari informatici fino alle forze armate. La cosa delle forze armate vanno sempre 10 anni, arrivano 10 anni prima sulla tecnologia. Tutto su chi è tecnologico nasce la sperimentazione militare in America innanzitutto e poi arriva progressivamente all'utilizzo
civile. Tanto poi hai finito di fare un militare, mi pare di comprendere. Mi sono La divisa non tenía più ganas di questa divisa, di girare un mese in ogni luogo sperdio dell'Italia, da Aviano a Pantelleria o Lampedusa, con i due luoghi Vuoi incominciare lo smart working, vuoi a caso, no? no, se andavo a lavorare a Milano, se andavo a lavorare in meda altre aziende, a Milano, Firenze, se lavoravo in domo, a Castello, in su 94, quando impari a un mio amico e ho fatto nascere Aria Online, che è questa azienda che ancora... E saputre dove informatica. Sì, sì. Che Aria Online e cosa fai? Aria Online è una software house, fadeus programmi per computer, poi pubblicas amministrazioni di tutta la Sardegna e fino in sul resto dell'Italia. Avete fatto un progetto un bel anno che Meda progetto, TV. su tempo, con la regione, con Renato, quando è stato Issu, presidente della regione, e collaborò in un grande progetto che ha posto in Rezza tutti i comuni sardos, si serie comunas. Esiste ancora, che tu banda sul sito web della regione. Avete digitalizzato i comuni, in poche parole. La regione che gestionata informaticamente con tutti gli impianti informatici dei comuni. Ho già compreso. Che la passione per la Rezza, come ti la vivi? Come che tempi che stiamo vivendo? Cosa vedi? Un po' garetto di abborotto, si dice. Io sono anziano e sono uno dei questi che è spacciata a grandi illusioni di Sarrezza. Sarrezza nasce libera, ma i grandi aziende, i corporation, danti fatta bessi un luogo serrao, troppo controllato, e la libertà dei origini si perde totalmente. In macchina, in informatica, pure uno software è una macchina logica, in macchina si avuti strumenti, dipinti strumenti. Quindi lui chi desi questa coscienza e questa conoscenza può usare questo strumento, comprendesi che questa macchina è un mattedo. Ma chi non dà questa conoscenza, tu non dà potere a questo mattedo. Sa bessi sa puncia. Sa tecnologia, tutto sa tecnologia è stage. La gente oggi usa da cose tecnologiche, programmi o qualsiasi tipo di tecnologia, finché questa macchina che guida ogni giorno è uno strumento di messi di raccolta di dati. E i dati sono stusi. Tu sei regalando la vita tua a qualcun altro che in noi tiene in mano la Rezza. Le aziende. E non avete mai pensato con i compagni doi, con i lavoratori dell'azienda Doia, di pensare un movimento, qualche cosa che pone proprio uno stop di chi ha... È impossibile o è possibile? È impossibile. È impossibile ormai perché si è posta di traverso la politica. Il governo, tutto su chi è potere politico-economico governa da Sarrezza. L'unico spazio di libertà che si barra da cappa è questo artistico. È uno dei motivi che mi ha spinto a cercare altra strada, su che adesso nasco vedendo pure altre cose, ha usato
nao sempre se o informatico prestava sa musica, questa 40 anni che sono, che faccio musica elettronica, usando strumenti digitali, programmi, computer, e capas suonico spazio e questo artistico che ancora vago e libero in Sarrezza. E tanto si può fare vedere un po' credo di la passione tua e della musica elettronica, che mi pare che ti sono rocci, si sono illuminati. No, esti passione, ma esti pure un modo per fare bivi la mia curiosità, perché no, ho sempre questa cosa, la differenza che c'è tra la generazione nostra e i nuova generazione è che tutto questo che io ho agattato noso e poi devo cercare con curiosità. Una nuova generazione, Si era acciappato. uno vischello della Z Generation, capace agatta tutto subito, anzi d'arriba da suva, attraverso. Non ti manco più la soddisfazione di andare a cercare le cose, e questo è importante come. Però questo può dare pure un pericolo, per cosa come ti ho detto prima, non bani a fondo nei rigosi. Cosa pensi? Questa cosa della superficialità di Sarrezza è una cosa ormai impossibile da controllare. L'attenzione che tu poni in uno smartphone non supera mai 20 secondi. Chi resi con qualcosa di importante da noi, non donazza in 20 secondi, che io approfondì, poi che io andai a fondo di con qualcosa non ti basta da guardi intera. È per questo che non c'è preso nulla che... La curiosità. Nulla che stimola da una curiosità reale. E tanto hai fabbricato di baraure d'attenzione, tu con i baraure vi giochi a chi sei burboetta, giusto? Hai inventato se gioco di zende giusto, Rumap. Map è una cosa più nuova, nasce è un progetto nuovo che si chiede Deo e con 4 amici che lavorano con me a Erbafoglio, che è una storica rivista di poesia, nasce in 77. Online, nella rete. Puro online adesso 93, con su web. E Erbafoglio è uno dei logos della libertà pure poetica, a Erbafoglio ho fatto medas cosas, della letteratura elettronica, devo fare parte di un gruppo di scrittori che si occupano di letteratura digitale e elettronica. Come si chiama? Su collettivo si chiama Lei, letteratura elettronica italiana, ma questo genere di attività e di progetti sono esistiti da me da tempo. Uno dei primi cose è stata provata nel 93, si chiama ipertesto poetico, quadridimensionale, mega complicato, però insomma. Un po' credo dadaista, un po' credo futurista. Surrealista. E cosa avete fatto? Se vi siete stati nei ribalcoscenici, vi siete presentati? In Sandoso è nasce pure un gruppo musicale che si chiama Macchina Amniotica, che è un gruppo di amici casteddaios, e ho fatto tutta una serie di cose, concerti, colonne sonore, un po' cinema, teatro, video installazioni su quei musei, su cose di contaminazione tra forme artistiche di ogni tipo, letteratura, poesia e musica. Cosa hai fatto per il cinema? Per il cinema con Macchina Amniotica, ma fin dopo, negli anni a Sou, ha provato colonna sonora per me da amici, regista, Giovanni Coda, Tore Manca, Sergio Naizza, produzioni con Karel,
quindi insomma, Tanto avete fatto un po' qualche cosa. di cosa. E scrivi pure poesie, Sì, cioè di Bugno Doio. sì, da 25 anni, 30 anni in Erbafoglio, non ho pubblicato un libro a nome mio, ma poi sono un redattore in Erbafoglio, ogni 6 mesi si bessi questa rivista e ci punti poesia mia pure. Era un progetto Elite? Di cosa Su tratta? progetto Elite devo presentato all'università con 3 dipartimenti in pari. L'Università di Castello. De Castello, 3 dipartimenti su scienza della comunicazione, lettere e sociologia. Questa sa letteratura elettronica, questo progetto in particolare è interdipartimentale, questa interessa da me da aree totalmente diverse tra loro. Sul progetto che io ho presentato si chiama MAP, Macchina Automatica Poetica, e è uno dei primi tentativi in Italia, ma finché in Europa, di integrare SEIAI, intelligenza artificiali, in nuove tecnologie di intelligenza artificiale, questa punti medas, a introdurre un sistema che vozza da leggi poesia che hai scritto tu o che hanno scritto altri e creare poesia nuova, scriendo in forma poetica una nuova forma di poesia e aggiungendo pure immagini e suono. È usato un prototipo, poi serve pure risorse economiche, serve dinai, questo è un progetto di volontari, appassionati come me, serve tempo, e ho tentato di fare in modo che ci fosse una macchina, uno strumento, a disposizione dell'arte e della creazione artistica di un poeta, chi fosse in grado di leggere le poesie che ha scritto, scrivere poesia nuova e presentare in un video una mistura, un'amalgama di fueddos, canto e musica in pari. Uno spettacolo teatrale, una performance, come dicevo in inglese, che è fatta da una macchina, ma è creata da uomini che hanno pensato di scrivere questa macchina. È un vero pericolo che stiamo vivendo, che va l'intelligenza artificiale fosse addotto da noi. Cioè la cosa artigianale di lasci proprio è una cosa artigianale, no? La baraura di roboetta viene pensata, poi viene scritta, la musica, la suoni, il teatro, lo agisci, lo giochi, no? Non è un pericolo, non è un pericolo, non è una macchina un po' come te lo di auro. Il pericolo è proprio che esisteva da quando Gutenberg ha inventato la stampa. Me da santi pensavo, non sono po' di scrivere proso a mano, poi si deve di scrivere la stampa. È proprio pericolo che nasce quando si è inventato il web, la scrittura digitale, ci sono ancora i libri su stampato, c'è ancora la gente che scrive con savinna e a mano e c'è ancora la gente che fa di oralità, fa di poesia, questionendi a voce, ci sono i nostri poetas che ancora vanno a leggere le poesie in giro. Quindi, secondo me, il pericolo c'è quando tu ti vai a usare delle tecnologie, chi sei in grado di conoscere, utilizzare queste tecnologie, beh, senti, strumenti in pruso. Un mattedo bello, per un anno in pruso. L'importante non è mai sapuncia. Vorrei essere la mia una pregunta un po' caretto Mara, certo. ma no, mi piace l'idea, per cosa la poesia, lo buddiamo di, non è che siamo tutti canti a leggere poesia, siamo sempre di manco a leggere, quindi
penso che può dare a sé una bella cosa, che pure una poesia può avere lo spazio nella rete, nel web e nell'intelligenza artificiale. Mi piace pochissimo. Anche una cosa la poesia fa un po' caretto di timoria, che con la poesia potremmo dire un po' caretto che si piace, con l'arte in genere, ma la poesia pare un po' caretto ogni tanto punge. La realtà delle cose è che la poesia narra spesso la verità che Ed è bella, sono centinaia. una cosa di giovani, e io penso che di poesia, a parte chissà chi fanno ancora, alla voi non penso, perché ne so pochi da appassionati di poesia, chi più tempo. Questa scuola, come me da altro luogo di accademia, serrada poi di palettus, pago libertà, la poesia o la letteratura è vita sempre come una cosa imposta. Depideste invece è qualcosa che nasce del suo coro prima di arrivare a Saconca. E balli di ogni cosa, balli di finché si può questionare in sardo come ti si offende in noi, che non è una cosa naturale o quotidiana per me da denoso. Per me io vaghetto questo adesso nasce pure fortunato, vengo da una famiglia di gente che ha sempre cristiano in sardo, con orgoglio. Questa cosa è importante. Nonno, ti fai un esempio, un grande antifascista, Sassarino, in compagnia con Lusso fece finza testimone de Goya del nonno, figlio zio mio, Sedoreso, grande sardista, quando su partito fiato un'altra cosa, quando un altro sardismo, onestamente, un sardismo antifascista, camisa grigia, quindi ti posso dire, anti sempre cristiano su sardo, ma facendo del sardo una lingua di ribellione, quindi per gusto credo di essere fortunato. Faccio parte di questa generazione, invece me da altri amici che diventi la mia età, non devo vedere, non tanti mai vuoi dare i figli, e questo è l'elemento che ha di rovinare la lingua, una lingua deve essere via, tu devi questionare ogni giorno devi pure usare fuoco donoso, accattare fuoco donoso. Tanto con i barauri nuovi, non hai mai pensato di fare, visto che tu lavori con la tecnologia, con l'informatica, con la rezza e con tutto questo che sono barauri nuovi e sono barauri in inglese soprattutto, non hai mai pensato di fare proprio un vocabolario in sardo? Su vocabolario questi sardo, i francesi che poi... ma i francesi sono la grandeur de France, come ti adesso. Una mesodontità, secondo me. Questa è autarchica, ci ha diventato Mussolini pure, quindi non mi piace, è più bello. Fai su chi è facendo l'Accademia della Crusca o su chi è facendo la Treccani. Ogni anno ci punti fuoco su nuovo che nascenti del suso nuovo che si fa e poi si può pure inglese, tutto si informatica. La mutazione di Rabalauro, no? Ma è normale, tu ogni vuoi nuovo esti uno strumento in più, tu ti aggiungi a questa lingua tua e da poi si questiona in attualità. Credo che sia l'unica strada per mantenere via una lingua antica e arcaica come il sardo, che è una lingua. Però nell'italiano alcuni barauri fanno bene, cioè, tipo non mi piace, tipo brandizzato, pare che ti hai pigliato una malattia. Però che... L'italiano è finza troppo brandizzato, come hanno detto, ma questo è colpa di chi si occupa della comunicazione, che devo in sa comunicazione, in sa stampa, in giornali, uso fuedo su inglese su inutilmente, quando c'è un corrispondente italiano, sa se lo sbagliando. Chi c'è rezza, in sardo, ponai rete, usa rezza. Chi non c'è computer, duzzere sa computer, non duzzere sa ordinatore, informatico, logiciel, come ti va in francese,
tant'è vero che in Corsica tu si renta computer. Andai contro a Savranci. Con Rosaglio poi di Fizza se avevamo di tradurre per mouse, Sarronio, mouse, vuoi stare su dopo, ma piga sa mouse su dopo, non riuscivo leggio. Piglia Rosarroni. Piga su dopo in mano. Tanto, cosa si dice? Beh, una mocca, e chi c'era la trasmissione? Rimocchi perché il bello della diretta. Sono rimocchi regali, sono proprio di Rugalchedo, se l'hanno detto quando abbiamo bigliato il Ruga. Attenzione, bisogna rimocchi. Musca guardia. Musca è reale, la Giamani. Cosa siete ben senti di nuovo, se si può dire? Di nuovo nell'ambito della tecnologia, ma alla voi anche nell'ambito della musica. In ambito tecnologico, qua online si brevettando un video player, un player poi video, che permette di cosa nuova, tipo aggiungi tutta una serie di contenuti, di dati ipertestuali a su video. Tu puoi in questo modo ottenni una strada nuova per ogni video vecchio. Immagina un video di una strada in Sardegna, piegata una gresia, un uraghe, una bidda, un lago, ogni cosa che può essere turistica o di importo o archeologia o ogni altro tipo di luogo culturali, e tu immagina di girare un video o di spiegare un video già girato con qualcun altro e poi aggiungi a suo video, mentre banda da suo video, dei stellinas di riferimento. Ogni riferimento è usato un link, un collegamento che vuoi andare a un altro luogo in Sarrezza. Che vuoi essi, non riuscivo, sa scheda archeologica di Sonuraghe, poi essi l'informazione turistica di questa bidda, poi essi sa descrizione sul lago, poi essi ogni informazione che tu si collegai a un video. E ho fatto una sorta di player, come ti si da questo motivo, tu sei integrando dentro di un altro progetto che si seria da UTG Net. E questo progetto nuovo sarebbe di poi gusto, può dare una vita nuova a un vecchio video, un video vecchio, ponendo informazioni su questo video. Tu puoi collegare ogni tipo di dato che è in Sarrezza. Può essere un altro video, tu visi una bidda, fai su zoom a sua de domo e poi con un altro video muccas dentro questa domo e magari entro questa domo dove è un B&B e poi si collega il gusto a un'informazione turistica o finza a una vendita di cameras, oppure fai una zoomata del suo video a sua di un uraghe e poi muccas in una scheda archeologica di un uraghe. In un museo, immaginate in noi, si è pintata, si circondato di cose artistiche o di artigianato, ognuna di queste cose può essere targettata con un collegamento a un'informazione che si è sagata in Sarrezza. Tanto una bella cosa, proprio bella, tanto ti do l'augurio. È un esperimento, devo già sperimentato con una web serie che si chiama Art Exhibition, fatta in pari con Karel, una bella web serie di produzione artistica di grandus, maestros e artigianos e artistas sardos.
E noi da seu supportendi a intro de UTGNet, che è una web TV, e deus usare pure su TV dei comuni, che sono due progetti multimediali de azienda nostra di Area Online. E tanto volevo farti una pregunta. Cosa pensi che in Sardegna, terra antica, terra di storia, vi sono così tanti passoni come a te, come ti Renato Solo, come i Bizzini da Binsula, perché il tuo fermento, proprio l'informatica è diventata parte di un travaglio di risagli che si vedono ancora come ti... Sardegna è stata una dei primi luoghi in Bravo. Italia a sviluppare tecnologia nuova e credo che c'entri di un fino a Mialino Vira. Mialino Vira stiamo questionando degli anni 70, quindi stiamo questionando prima di ogni razza informatica la rivolta dell'oggetto, il villaggio globale, punti tutto visus di Michelangelo Pira, Mialino, che me dei gusti che danti ligio da questa generazione mia, secondo me, si punti sflasciato su questa isso questionata di tutto questo che da deppi ancora arribai, ma 30, 40, 50 anni fa. Finza Mialino via desardo, via da metà ananti, Castiata Ananti. Questa è s'isola. Su fatto dessi assousu con nosu che si vai di pensare a commenti si deve di superare, si deve di sattare questo divario, che è questo divario territoriale del mare, ma è un divario sociale, è un divario digitale. Quando sattai, dove si vai, è più facile vai su satto del divario digitale, questa è tutto di intelligenza tua, che fai su satto del su mare, che non c'è qualcuno che ti aiuta, il divario territoriale non lo supera. Invece tutto su che è divario di intelligenza, dove si vai a su. Tanto è capitato di viso, di sogno. Qual era il sogno per la Sardegna e per un sviluppo della Sardegna? Una Sardegna libera e indipendente, questo è l'unico sogno che ha da essere il bidiatero. Libera e indipendente da ogni condizionamento strano. E forza vari, si vuole. Vabbè, ma questo è quanto il sardismo, non c'è proprio su sardismo no, non mi piace. Arnaldo, come ti sei pigliata, come ti l'hanno vissuta e recepita queste innovazioni, quando avete avuto questi idee innovativi? Ma devo dire una cosa, in Sardegna in questo anno sono fiauso avanti meda, sul resto dell'Italia non fa diada e non ci sono cose che vanno nascere in Sardegna. Il CRS4 con Rubbia presidente via da una innovazione importante. Su assai del suo tempo avevo poverimus i sardos perde questa fiducia in solo e tutto. Noi è vero che questa Sardegna è avvatto sul resto dell'Italia. No, in Sardegna ci sono aziende, ci sono università, ci sono persone che hanno tutte le capacità di questo mondo di fare bene le cose tecnologiche e innovative. L'unico che non duscinti o non ci crenti sono i sardos e è pure la politica delle istituzioni che non ci crenti in meda in questo tipo di cultura. Io penso che la strada sia da innanzitutto progettare ricerca nuova in logos come SIA, intelligenze artificiali, ma non scetti cose. Progettare ricerca nuova per l'utilizzo sociale delle tecnologie nuove. Poi ti devi arrivare a tutto. Poi da fai cresci, devi arrivare a tutto. Non basta che tu voti
la fibra a Baralidi o in ogni bidda della Sardegna, deppi sicuro portare questa conoscenza del suutilizzo che una persona che non deppi per forza un viciocchetto o un informatico deppi usare le nuove tecnologie, fonti strumenti e deppi essere donati a tutti. Scelti gusto è su scopo dell'innovazione tecnologica. Un socialismo informatico, proprio diciamo, e tanto impiremo che possiamo diventare la Silicon Valley del Mediterraneo, la Sardegna con... Devo dire una cosa, che tu bando a foras, potrà ballo mi capita, sa gente foras, su strange, pensate che questa Sardegna sia la Silicon Valley del Mediterraneo, tu pensi a già, se usciti non sardo, che si auto flagellaus, è questo il suo problema. Io penso che sia una cosa abbastanza in natura nostra, de due fare, ma dipende da me da cose. A noi non manca queste idee, non manca questa intelligenza, manca la volontà. La volontà. Era un progetto di fare. La volontà non basta, la volontà serve su di noi pure per fare queste cose. Su di noi puoi arrivare in un luogo come questa Sardegna, scetti chi beni di un'istituzione pubblica che finanzia questa progettazione, poi fai crescere l'azienda, le università, questa ricerca. Tanto ci auguriamo. Io vi saluto, siamo stati impari all'amico Arnaldo Pontis, è stato un piacere manno, e ci vediamo Ghizzo su Contami e a Vedizizani. Siamo d'ora con Contami e siamo nella casa di Sardex, siamo impari a Gabriele Littera. Saluto Gabriele, come ti stai? Saluti a casa noi, Benvenuto, saluti a tutti voi, Daniele, tutto bene con me. Bene, sono contento di stare in una di casi di rinnovazione, a chi siete innovativi nell'ambito dell'economia. Siamo nella casa di Sardex, abbiamo detto. Come ti nasce l'idea di Sardex? L'idea nasce appunto, l'idea di studiare scantando con gli altri fondatori in università, accanto a accabare i suoi studi, a si laureare, già tutto fuori della Sardegna. E prima di accabare i suoi studi, stiamo già pensando ma chi è che si assume di quando tornavo in Sardegna? Dove via da una crisi su 2008-2009 che non era ancora lo Master and Back, il famoso Master and Back, o era ancora? No, mi pare di no. Dove via da ancora, ma non sono proprio iscritto e ho fatto tutto su corso del laurea in Foras. Comunque sembra che io intendi ho provato a comprendere i testi di questa crisi quando si è usato posto da studiare in un primo momento ci via su disespero sul mondo è accabato tutto andava in un secondo momento invece uso agattavo pensa anche esempio positivo e canqua soluzioni che via stettia pesata in altri tempi in altri luoghi in situazioni che assimilano ai gusta. E così che provavo a comprendere che erano sceso a tradursi in maniera contemporanea su digitale, con internet e così che traballavo a questa idea di Sardex. Scusami se mi pongo in mezzo, quanti era di tutti amici oppure colleghi universitari? Vi siete acciappati tutti di Serramanna? Fiamo amici già ridotto su di Serramanna, uno scelto non fia da Serramannese ma fia da fia sardo e devo gettare un mezzo.
E così che insomma l'idea nasce in suo confronto entre noi. Io pensavo che si poteva costruire una rezza di impresa che si fa a credito a pari, che si aiutano a pari, e in questa maniera arrannesciano a superare questo periodo di crisi e a tornare a crescere. Tanto voi vediamo l'economia, no, la moneta, ridinai complementari, non alternativi, complementari. Ma la idea, se mi sbaglio, mi vuoi dire se sbagliando, piglia lo riferimento da baratto, si può dire. Ti sbaglias. No, tenevo in pari con su baratto una caratteristica che si può intagattare accordi finza che usai dinai. Con su baratto non c'è su in mezzo, in Sardex non c'è su in mezzo. Su che si può fare commenta appunto a moneta complementare, a credito complementari e questo de vai a complemento, de vai savatti che manca sul sistema finanziario, sul sistema di credito e sul sistema di pagamento. Oggi commenta oggi un'impresa mancai poi di ottenni da una banca su 70% di su che disrevi di fare un investimento e su 30% che manca onde tu vuoi debusciare, chi lo dedi, o se nunca si rivolgi a una rete come ti sa questa de nozzo e poi ti dai una linea di credito interna a questa rete. Significa che poi ti spendi su 30% di questo investimento quis'altro su chi partecipano, poi di cercare un'impresa che fare traballo su demuratura, poi di cercare un'impresa che diventa di 20 anni e pottas, da si spagata in Sardex, però poi, siccome è una sorta di aiuto torrao, devi accettare di altri partecipanti de bendi su chi fai di 78 in crediti Sardex. Così che, a differenza del suo baratto, non sarebbe di chi tu che mi si dona un spottas, per forza, ben già sta che me a piegare i pani. Che tu i pani non di oggi, da me, non sarebbe. L'importante è che adesso vai che vazzo, tu possa bene esatto su che ci fonti. E a citotto due, con credito su che desi, poi si andai di altro su. Quindi funziona da ICI. Ogni anno muovi di 130-140 milioni di euro su dei prodotti e dei servizi che si utilizzano i denari. Un Sardex vale un euro. Uguali. E come ti racciappetti le piccole e medie imprese oppure rimani non ripuridi? No. In mano su non te difficilmente si vanti con spitticco è più facile ma su piccolo fazzi umano tanti piccoli su sì è più facile agattare meda piccolo in noi pure il processo decisionale si punti a loro vai da questionare i consumatori o chi non è summeri vai da questionare con le persone che poi decidi in maniera diretta appunto da partecipare da vendi, da comprare insomma dei immobili entra questa rezza le imprese troppo umane normalmente i casti hanno scelti i numeri e i numeri mediottas non hanno tutto comprare una cosa troppo baratto non è sempre questa scelta meglio però punti dinamica che ci punti oggi quando compri una cosa troppo baratto a risparmio canco euro quando si comprendi che poi c'è canco problema desavuto a me non ti risponde nessuno invece quando devi si comprare qualcosa a loro cosa tua
o da un'impresa che mancai più spitticca, ma sti pago più snella, più si muove con più no, destrezza, arrannescisi a te con qualcosa in più del suo prodotto scetti. E torniamo un momento a quando avete pensato che l'attività a che è venuta l'idea di un nome, oppure era così? Fiato a discussione con Savuro, no, di fiaso No, questionamenti. scusa, a chi è bello, Sardex, e musicari, cioè fazzi... Sì, esti s'acronimo de Sardinian Exchange Network, no? Rete sarda de scambio. Poi prodotto si avarrà Sardex, ha funzionato, ha donato questa idea di attività originali, su senso che è di origini noi, che esti dei noi, ma pure una caratteristica infatti de digitale, de modernidade e pure de aspetto finanziario, de cosa de dinai, de pagamenta e questo è stato pagato tutto sul risultato della discussione. Tanto tutti quanti i ribassoni che avete creato Sardex siete arrivati dalle facoltà di economia e commercio o altri... No, manco uno. Manco uno, ecco, infatti. Come ti No, dicevi, manco grazie uno. ai rimpalli di Rigiganti avete vinto lontano. Io sto studiando altre cose, l'unico che ha di studiare un pago di economia via Deo, poi ho fatto marketing, così che anche esami ci via lavoro di economia. Ecco. Esatto, su o filosofi o studenti di lingua strange, però questo secondo me e secondo noi paradossalmente è stato aiutato. Poi avanti a questa situazione che ci via, non teniamo già una risposta preconfezionata di una teoria economica che narra che sempre succede. Ma se usare a castiare cose con occhi differenti sì, e non sa di impedire di fare qualcosa di nuovo, di diverso ed è utile pure poi appunto stati appunto migliaia di imprese che hanno dentro beneficio in sarco dei anni. Quanti siete nel gruppo? Nel gruppo di Sardex, tu sei l'amministratore delegato, poi bisogna il presidente, poi bisogna il consigliere. Sì, se uso, in questo momento se uso una sessantina di persone, sono preso in Sardegna, una quarantina in Sardegna, una ventina fuori, tra dipendenti e collaboratori che lavorano con noi, sono preso i collaboratori, si punti sapati commerciali. Tanto faccio una pregunta, se uno vuole diventare socio di Sardex, deve buoni ridinà o deve buoni Sardex? Poi ti succede sia su sia stato. Lo capitale. Può partecipare si iscritto su da compilare appunto un contratto e accettare regole e condizioni che sarebbero a te dottos in pari. Ma funti iscritti, non funti soci dessa ditta, nareus. Per questo c'è stato un mese anno passato su un'altra operazione, è pesata una società di apposita per poter investire medas dei iscritti iscritti, ma vince amici e altri che teniamo questo bisogno. Così che può partecipare appunto si fa una richiesta di partecipazione e si paga da ogni anno un abbonamento. Su un pruso pagano €30, poi capitare un 20%
20-25% dei affari che vadeus nosu, del suo fatturato dessa azienda, esti comunque in Sardex, così che accettaus nosu puru, poi cosa che vadeus una quota de Sardex, e tu torraus a spendi, giustamente. Tanto sei quanti anni sei in attività? 15 anni? Quest'anno vadeus 15, c'è passato questo tempo. Al liceo, sì. insomma, siete andati. Ho visto che avete un sacco di bambini all'Espresso, New York Times, cioè avete un po' di notizia di Noah su Sardex. Caricata la cosa più bella che hai visto in questi anni. Le soddisfazioni, e poi mi devi dire pure chi che non è stato bello, perché ridinai vanno due facce. Soddisfazioni sì, devo tento medas. Questa idea nasce che in suo primo momento pensiamo di fare questa cosa certi in Serramanna. Già è via da una cosa complicata da fare. Poi appunto quando altro fondatori o altro socio no, ma quando mai tocca da vai in tutta la Sardegna, e già riesci a vai in tutta la Sardegna via da cosa spantosa, no? E poi fontare bausato si cantinava no, ma tocca da vai finza sa fora sa dessa Sardegna, così che è capitato che se andavo su a traballare in fora se muy Cosa vuoi di Venetex, Lombard? No. tenevo su una quindicina di regioni e noi si era sempre Sardex e canquantra come in Veneto, in Lombardia, in Abruzzo, in altri nomi. Anche chi si vuole l'indipendenza sempre. E così che naraso che io ottengo appunto soddisfazioni in suo traballo quando ho raggiunto 1 miliardo di affari è stato un momento significativo, ma vinza quando ho fatto meta prospago sul primo milione, fino da spantoso. Milioni di NAI o di transazioni? Le transazioni. Sì. Poi è stata una soddisfazione dei soci di importo, investitori appunto di importo, così che finza se come tenere stato voi tutti gli articoli dell'imprenta sia appunto in Sardegna, in Italia, in televisioni e poi appunto vince all'estero con premi e articoli su Financial Times. Ci sono stati a vince a medas università che in sarco dei anni hanno studiati su che ho fatto anti mandavo in noi appunto gli studenti a comprendi appunto a imparare e finza che anche a banca centrale ad offio comprendi de brusu poi che potevi andare a fare a cittotto in dome un soro. Come di ogni cosa, non tutto ha sempre funzionato, non tutto è andato sempre bene e è capitato che sa volontà di cambiare qualcosa, di cambiare persone, di cambiare regole, di cambiare modus di maneggiare le cose hanno sempre funzionato e canquota si diseu pentiu e si tornau su come ti si narra da su connotto. E come ti la vedi nei bassoni di Serramanna, che sei una società mondiale, se si può dire, in una vita minoredda, questa cosa è un bebedda, cioè che sei in una vita pitichedda, ma sei in tutti quanti i rezzi mondiali. Sì, è stato scioperato in casa, nasce noi
de cresce in noi e de avarrà in noi poi serve a dimostrare che in ogni luogo in Sardegna si può pensare cose che siano di valore finza fuori. E noi dobbiamo piace donare a questa comunità nostra questo tipo di insegnamento, altri antisichio, mancai altri settori, ma fonti d'orraus dell'estero può pensare in noi imprese, o i cindati prumannas dei nostri, così che fiata troppo d'importo cercare di impatto sociale finza in noi poi. Noi siamo ramannesi così che si pragita di bruso poter andare a lavorare a pei che a pivicare vettura o treno o altro. Beh, questa già è la cosa più bella, che fai una cosa mondiale senza a girare il mondo. Carisò le aziende, la prevalenza di aziende in Sardex, cioè piccole e medie imprese, ma chi de peso castiai in statistica adesso tradizionali sa maggioranza, sa maioria delle imprese a fonti su settori dei servizi, che poi impari vaghetto dedotto, no? E poi c'ha di commercio, produzioni primaria, un vago di industria, c'ha di turismo meda, ricettività. Su 40% plus o manco esti de imprese individuali e poi sa parte il restanti de società de capitali, cooperative, o baghetto di tutto. Esti plus o manco uno spaccà, una fotografia adesso li c'esti pure in foras, non esti meda differenti, così che sproporzioni, su maniori, esti abatti adesso che c'esti complessivamente in su dessivo economico de tutta Sardegna, per un tempo chi entra cosa si dipinsendi? Avete dirigiti nuovi, li siete trattendi con noi proprio quest'anno uso tornare a fare attività che mesi ultimi anni sono fiato parlato perché prima posso fatto che tenevo de festai 15 anni se uso andando a donare un riconoscimento a targa e un premio pittico a 150 imprese partecipanti che ognuna in due settori in un momento anti rappresentare l'eccellenza in suo circuito. E se andando in Domonsoro a adesione a mano e a fare complimenti. In si stati dessi stati vinza a Capodessano tornato a riprendere i zattopius in tutto il suo territorio e ho fatto scantando che ogni mese a volte vinza ogni gita fiauso girando tutto sul logo a toviendo appunto gli iscritti e chi non fianti iscritti ma fianta curiosi da comprendere ma deo ci posso fare a me mi conviene ma chi c'è sti tagatto ma so chiedendo deo doi cancuno e insasa
come tipo di ogni cosa, fiata a me da più facile, estime da più facile, a si sei, andi questionai faccia pari, che semplicemente andai vai su sito internet o casti appunto in cui ita da rispondenti. Così che tornare a riprendere questo tipo di attività di comunicazione e di relazioni con i partecipanti, noi su sempre bivio sul circuito commenti appunto a reti di persone e di relazioni, sì, ogni operazione che a Savini diventa da una pagamenta esti fonti due mauso casi stringenti che dinai e prima de una pagamenta c'è tutto attività di appunto de circa, de accordio, da prezzo, da consegna, da fattura, scelta Savini, esibiti sul risultato, no? Così che tocca da, appunto sempre a fare una sorta di manutenzione a questa parte del suo lavoro che È una cosa un bel da che tu remmo un po' garedo quando rigiai si acciappavano e facevano i contratti con il 30 di mani. Sì. Questa cosa è bella, da poi sì, dovevamo firmare un contratto, però intanto prima ci siamo abbaidati in cara e ci siamo abbaidati i rilocci. Visto che sei di Corubonti nel tempo che entra, qual era un bisu per la Sardegna, un sogno? Hai un sogno per la Sardegna? Sempre a Pudento e impari con me, da Ateneo su bisu, c'è sicuramente questo de paga bisogno di atrus, di riesci a costruire con queste cose, con sa competenza, con sa conca, costruire un'indipendenza delle persone, delle famiglie e finza di tutta questa collettività. Non ponnaica seus mellus di atrus, ma poi ponnaica poteus parlare in pari con gli atrus, senza essere in sul mondo con interposta persona. È preferibile, per quanto mi riguarda, a essere una comunità di piticca, ma con una dignità di cosa sua, che mancai non esti mai in mannus dell'industria o de spruggrandus arriccoisi, ma a riesce a camminare con questa schia diretta, invece di essere un apposento di qualcun altro, così che ogni dì si usa deppi tutto canto su pesai e muovi può guadagnare un centimetro appunto ogni dì e fai un passo innanzi in questa direzione. Essa cosa più scomoda, poi a te questa cosa papà pronta è più facile da sudare, da cucinare e dopo deixa qua e vince si spratto su. Però in sa vita tutto su, insomma, con tutti che punti manitello su, io ho imparato che prima o poi di uomo da babà e da mamma tocca da CSI e tocca da dire questa roba, si guarda un anello, si prepara questa cosa papà e uguali esti poca collettività. Questa collettività è ancora parlata come ti vesti in domo di qualcun altro, invece si deve fare su percorso cosa sua e su tempo benidore cosa sua, questo è subito. Tanto Gabriele, è una curiosità di questo travaglio? Una curiosità. Un aneddoto, una cosa che ti rimane nei rugori. Dopo 2 anni e mezzo che viaggio traballando Hai detto esci tanto tutto.
No, si rendi conto che questa cosa poteva funzionare. In sasa avessi pure canco articolo, un desprimus che via da Bessiu e contata adesso che via su Vadente che ancora non si comprendia, no? Poi però dopo Paghetto si sono stati su Giccauso de Banca d'Italia. E così che in suo primo momento fui su Paghetto preoccupato, Una brulla, non incappa questo no. No, si non ti vai sì a fare il suo traballo. Invece, tu sei usato piauso e devo spiegare che ha detto su che via uso facendo, via da Kenza, appunto, a manuncai sui nai ufficiali che corso in uissu su denti giurisdizione. E se ho parlato già 3 ore a Zezio sul mio ufficio a spiegare come funziona, come si scrive, come è pagata, come è incassata. E cadrei come erano incomodi? Insomma, Salvini, questa cosa dispiace a me e si usa parlare in tutti questi anni in rapporto su cordiali. E questa è una cosa particolare che vi succede. A Citotto, 190, sempre in questo periodo, dopo 3 anni, 4 anni che io sono incarrerato, fui ancora in domo da nonna mia, in cui ci viene il suo primo ufficio. Sono andato su Campanello e fui dall'Agenzia delle Entrate. No, vabbè. E tu hai detto non vai Gabriele, no, non va nessuno, no, che si E comunque l'Agenzia delle Entrate è fatta entrare. Comunque si sente in sintrada e sono dedica appunto si nanta e io voglio dare questo registro su tutto su chi è stato registrato come operazioni, no? In italiano, no, vabbè, e se sì, noi un attimo recuperato tutto e si donato. E ananta issusu a Pavasa dessa segretaria che ci vede in casa, ci vede da un Vax. E fatto di questo Vax arribanta fattura. In che Passato un attimo, un'altra fattura, e questa segretaria giustamente va di accusso da donata a esatto, poi fai questa transazione, può registrare il suo pagamento. Così che questo che viene bene su questa idea che viene da tua evasione, che no, su viene tutto su no, devi mai per questo motivo. Si è andato domandato, ma e te ribendi, che ha fatto sibieso, no, beh, questa si è venuta tutte fatture, che ischi vonti bendendi, mandano dannoso, poi ti hanno tentato e vai su settotto, sa pagamento, e in sasa si dà fare un noso, e ci non parranta pensa e torra. E così che diventa parlato spantato che ad ogni operazione che ci via, fiato a fattura, fiato scontrino, comunque fiato tutto registrato. Regolare. In sasa adesso hanno funto brutto a rausa entrai. Avete dato l'agenzia dell'Iscida. L'agenzia dell'uscita. Tanto Gabriele, io sono ben contento da no, che impari a te, ti do grazie per chi ti ha testimoniato. E stato un piacere. Un piacere mio. Chi ti racconta a me, a vedi Zisani e ci vediamo chizzo.